La CGIL conferma lo sciopero generale per il 5 aprile. Fini, una scelta ideologica. CISL e UIL disposte ancora al dialogo. Ucciso dai sequestratori pakistani il giornalista americano Daniel Pearl. Lo conferma il Dipartimento di Stato americano. Per ragioni di salute scarcerato Bonpressi, condannato a 22 anni per l'uccisione del commissario Calabresi. Coppa UEFA, il Parma pareggia 0-0 a Tel Aviv, l'Inter vince a San Siro 3-1, grave un tifoso caduto dagli spalti. E buonasera dal TG1, apriamo il giornale con una notizia giunta poco fa in redazione. Non ci sono più speranze di trovare in vita Daniel Pearl, il giornalista americano sequestrato da estremisti islamici in Pakistan un mese fa. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato che il reporter è stato ucciso dai suoi rapitori. Un atto barbarico, questo è stato il commento del suo giornale, il Wall Street Journal. E Bush da Pechino ha detto: fatti del genere non fanno che rafforzare la nostra volontà di lottare contro il terrorismo. Il servizio da New York. Danny Pearl è morto, lo conferma il Dipartimento di Stato americano, lo conferma il Wall Street Journal, il giornale di cui Pearl era corrispondente da Karachi. L'FBI è in possesso di un video che non lascia dubbi. Il giornalista sequestrato è stato ucciso dai suoi rapitori. Si conclude così drammaticamente una vicenda che ha tenuto l'America col fiato sospeso per un mese intero. Danny Pearl era stato rapito il 23 gennaio scorso. La moglie, Marianne, incinta di 6 mesi, non aveva mai smesso di rivolgere appelli ai suoi sequestratori, che si sono da subito qualificati come membri del movimento per la restaurazione della sovranità pakistana. Le indagini avevano portato la settimana scorsa all'arresto di un terrorista islamico, Omar Sheikh, conosciuto perché vicino alla rete di Al-Qaeda. Lo stesso Pearl, quando era stato rapito, stava indagando sui legami tra Richard Reed, il mancato kamikaze del volo Parigi-Miami, e l'organizzazione di Bin Laden. Solo pochi giorni fa il presidente pakistano Musharraf, in visita a Washington, aveva rassicurato George Bush sulla sorte del giornalista, dicendosi convinto di essere a un passo dalla sua liberazione. Così non è stato e alle autorità statunitensi non resta che assicurare il proprio impegno perché gli autori di questa barbarie vengano catturati e condannati. E torniamo alle notizie italiane. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, la CGIL conferma la linea dura, proclama lo sciopero generale di 8 ore per il 5 aprile, preceduto da una manifestazione nazionale a Roma il 23 marzo. CISL e UIL invece aprono il dialogo con il governo, pur restando fermamente contrari ad interventi di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Per il vicepresidente del Consiglio Fini, quella della CGIL è una scelta politico-ideologica. Il ministro Maroni ha convocato le parti per martedì 26 febbraio. Non demorde, la CGIL proclama lo sciopero generale per il 5 aprile. Non solo, da subito partiranno alcune iniziative di lotta e sabato 23 marzo ci sarà una grande manifestazione nazionale a Roma. È dunque scontro aperto sui diritti dei lavoratori, dice Cofferati, non si tratta. Porteremo il nostro giudizio e queste che sono le proposte della CGIL, per verificare in forma ultimativa se ci sono disponibilità anche da parte degli altri. Se non ci sarà disponibilità da parte degli altri, la CGIL farà vivere questi suoi orientamenti da sola. Percorso che per il momento non sarà seguito da CISL e UIL. I tempi non sono ancora maturi, precisano Pezzotta e Angeletti. Ora è meglio tornare al tavolo della trattativa, non sull'articolo 18 che non si tocca, ma sulle altre questioni. Continuiamo a mantenere ferma la nostra contrarietà a modifiche all'articolo 18 dello Statuto del lavoratore. Apriamo il confronto e dimostreremo nel confronto che non serve a niente modificare lo Statuto dei lavoratori. Se malauguratamente dovesse concludersi negativamente e il governo dovesse insistere con una delega per modificare l'articolo 18, a quel punto lo sciopero generale sarebbe necessario. I 3 leader sindacali si incontreranno lunedì prossimo. Maroni incontrerà le parti invece martedì 26 febbraio. Nomine Rai, non c'è stato il previsto incontro tra i 2 presidenti delle Camere. Casini ha scritto una lettera a Pera, lettera in cui vengono formulate proposte per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Senato sta valutando il contenuto della lettera e, come sottolinea una nota di Palazzo Madama, ne parlerà riservatamente con Casini. Berlusconi ha auspicato che non vengano effettuate nomine riconducibili alla sua persona, al suo partito o a Mediaset.
Sulla RAI forse siamo vicini alla svolta. Il nuovo incontro tra i presidenti delle Camere non c'è stato, ma questo non ha impedito di andare avanti. Al contrario, il presidente della Camera Casini ha inviato al presidente del Senato Pera una lettera riservata in cui avanza le proprie proposte per la nomina del nuovo vertice RAI. Pera fa sapere che sta valutando la lettera di Casini, di cui parlerà con altrettanta riservatezza con il presidente della Camera. Dalla vicenda si tiene fuori Berlusconi. Il Premier, chiarisce il suo portavoce Paolo Bonaiuti, non è intervenuto e non interverrà nelle vicende RAI. Auspica che nel nuovo Consiglio di amministrazione del servizio pubblico non vengano nominate personalità riconducibili in qualsiasi modo alla sua persona, al suo partito o tantomeno al gruppo Mediaset. Scettici centrosinistra e Rifondazione Comunista, che chiedono a Casini e Pera un Consiglio di amministrazione garante di pluralismo politico e culturale. Siamo, mi pare, dentro finora alle paludi della lottizzazione. Per uscirne bisogna individuare quali sono le coordinate di un vero pluralismo, non quello per scherzo, che poi si riduce ad essere il bilancino tra i diversi partiti, del centrodestra e del centrosinistra. Critiche al polo ma anche al centrosinistra da Diliberto, che dice i nomi indicati dall'Ulivo non ci rappresentano. Nessuno mi ha consultato, nessuno mi ha chiesto niente. Sarebbe anche giusto che non consultassero i segretari dei partiti, però temo che altri segretari dei partiti li consultino tutti i giorni. In ogni caso i nomi che sino adesso sono usciti per l'Ulivo a me non mi rappresentano. La differenza rispetto al passato, commenta dalla maggioranza La Russa, è che oggi tutto avviene alla luce del sole con la massima trasparenza e Forza Italia risponde così agli attacchi dell'opposizione. Ma sicuramente un consiglio di amministrazione fatto da personalità di prestigio, che non vogliamo siano riconducibili a questo o quel partito o anche direttamente ai presidenti delle Camere, ma che sappia garantire un'informazione corretta su tutti i partiti politici, diversamente da quanto è avvenuto con i consigli di amministrazione nominati dall'Ulivo. Una notizia proprio dell'ultima ora, un grave incidente ferroviario stasera alle 23 alla stazione internazionale di Chiasso. Un convoglio merci carico di automobili che usciva da una galleria è finito, pare, per non aver rispettato il rosso contro la palazzina che comanda gli scambi della stazione ed è andato a ribaltarsi su altri binari dove stava transitando in quel momento un convoglio merci. Il primo bilancio provvisorio di questo grave incidente parla di 2 morti e di 2 feriti. Naturalmente l'impatto è stato violentissimo. Secondo i primi soccorritori italiani e svizzeri la scena che si è a loro presentata è stata davvero apocalittica. Ora naturalmente la linea ferroviaria è interrotta. Sono accusati di associazione sovversiva con finalità di terrorismo i 4 marocchini fermati a Roma. Secondo gli inquirenti erano pronti a realizzare una pericolosa bomba chimica a base di cianuro, in grado di trasformare un luogo chiuso in una camera a gas. Stessa accusa per altri 3 connazionali già fermati dalla Digos nei giorni scorsi che avrebbero avuto collegamenti con loro. È possibile che i 2 gruppi facessero parte di un'unica cellula terroristica in procinto di entrare in azione. Il ministro dell'Interno Scajola, intervenendo in commissione al Senato, è tornato sui tragici fatti del G8 di Genova e ha detto: non ho mentito al Parlamento. Insoddisfatta l'opposizione per le spiegazioni del ministro. Il 20 luglio dello scorso anno a Genova il rischio di infiltrazioni da parte dei terroristi era altissimo. Servizi stranieri ci comunicano il rischio effettivo che potesse esserci, questo nella seconda, quella del 19, ci potesse essere una infiltrazione all'interno della stessa manifestazione per tentare uno sfondamento della zona rossa. A Genova per fermare i manifestanti furono usati gli idranti e i lacrimogeni, non le armi da fuoco. Il ministro del Senato ribadisce come la sua frase di venerdì scorso sull'ordine di sparare contro chi avesse violato la zona rossa fosse riferita al pericolo terrorismo, non ai manifestanti. Un'espressione giuridicamente impropria, aggiunge Scajola, ma l'opposizione l'ha voluta strumentalizzare. Diedi indicazioni, certamente non era l'ordine di sparare, che non compete, come è chiaro, come è spiegato e come è stato detto, ed è inutile ripetere, ma diedi ulteriori indicazioni condivise, di avere ogni utile attenzione con ogni mezzo. Quindi massima attenzione contro il terrorismo. Mentre la maggioranza si riconosce nelle parole del ministro, l'opposizione si dice insoddisfatta dalla ricostruzione di Genova.
le frasi erano riferite ai terroristi e non ai manifestanti. Quindi in sostanza è stata una bolla di sapone. Il ministro ha detto che non ha dato alcun ordine di sparare, quindi mi pare che abbia ritrattato le dichiarazioni che aveva precedentemente reso. E quindi commissione d'inchiesta, ribadiremo questa esigenza non solo da parte nostra, c'è una raccolta di firme in corso, speriamo che anche il centro-sinistra condivida queste esigenze e ci si batta insieme. Scarcerato per motivi di salute Ovidio Bonpressi, condannato a 22 anni per l'uccisione del commissario Calabresi, ha lasciato il carcere di Pisa e si trova ora presso Amici a Massa Carrara, dove riceverà le prime cure. Per i prossimi giorni è previsto il suo ricovero in ospedale. I sanitari del penitenziario toscano avevano lanciato l'allarme sulle sue condizioni di salute e sull'immediata possibilità di un collasso, consigliando la sospensione della pena. Una sospensione per motivi di salute era già avvenuta nel marzo del 2000, poi nel gennaio di quest'anno. Bonpressi era tornato in carcere. Accusati con lui dell'omicidio Calabresi gli altri due ex leader di Lotta Continua, Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefano. E andiamo di nuovo all'estero, Medio Oriente. Non trascinerò Israele in una guerra totale. Il premier Sharon ha ribadito che il suo paese è pronto a concessioni anche dolorose per arrivare alla pace, senza però scendere a compromessi sulla sicurezza. Sharon ha anche annunciato la creazione di zone cuscinetto per isolare i territori palestinesi. In ogni caso, ha detto, il dialogo di pace può riprendere solo dopo la fine delle violenze. Intanto a Gaza e in Cisgiordania non diminuisce la pressione militare israeliana. La scorsa notte carri armati hanno distrutto a Gaza una stazione radiotelevisiva. Negli scontri di oggi 10 palestinesi sono rimasti uccisi. La visita del presidente Bush in Asia, nuovo slancio alle relazioni tra Stati Uniti e Cina dopo i colloqui di Pechino tra Bush e il collega cinese Jiang Zemin. Sembrano consegnate al passato le tensioni provocate dal bombardamento dell'ambasciata cinese di Belgrado e della più recente intercettazione di un aereo spia americano nei cieli della Cina meridionale. Bush ha lodato Jiang per la collaborazione offerta nella lotta al terrorismo. Domani il presidente americano si rivolgerà ai cinesi dagli schermi televisivi con un discorso incentrato sul tema dei diritti umani. Pugno di ferro in Colombia contro la guerriglia marxista. Dopo il rapimento di un senatore, il presidente Pastrana ha deciso un'operazione militare per recuperare le zone controllate dai terroristi e dai narcotrafficanti. La guerriglia colombiana appare sempre più come un possibile obiettivo alternativo all'Iraq di Saddam Hussein nella guerra dichiarata al terrorismo internazionale dal presidente degli Stati Uniti George Bush. Il conflitto nel paese sudamericano si estende infatti e minaccia sempre più da vicino la regione caraibica. Reparti speciali dell'esercito colombiano inseguono dalla notte scorsa i guerriglieri che hanno rapito il senatore del Partito Liberale Eduardo Gershon Turbay e suo figlio. Il nuovo sequestro avvenuto ieri mattina a conclusione del dirottamento di un volo interno ha provocato l'ennesima interruzione dei colloqui di pace, ridotti ormai a un flebile lumicino nel divampare di feroci combattimenti. Nella zona in cui i rapitori hanno costretto a un atterraggio di fortuna l'aereo diretto a Bogotà con 37 passeggeri a bordo, operano tanto i ribelli comunisti delle FARC quanto i gruppi paramilitari di estrema destra. Entrambi si finanziano attraverso il narcotraffico e praticano il sequestro di persona come ricatto politico. La responsabilità del sequestro non è stata confermata tuttavia, ma neppure smentita, da Raúl Reyes, uno dei massimi comandanti delle FARC. Il presidente Pastrana, appena informato, ha mobilitato l'esercito tutto attorno alla zona smilitarizzata in cui da 3 anni si trascinano le infruttuose trattative di pace. E adesso un'occhiata alle borse, seduta negativa a Wall Street, il Dow Jones scivola di oltre l'1% e il Nasdaq perde oltre il 3%. Per le valute l'euro chiude a 0,8699 dollari. Una misteriosa epidemia colpisce i giovani studenti americani delle scuole medie. Si manifesta con sintomi come febbre ed eruzioni cutanee. Sentiamo di cosa si tratta dal nostro inviato a New York. Dell'antrace, per la verità, non si sente più parlare da un po'. La grande psicosi americana di quest'autunno è data ormai per quasi sepolta, ma dopo quello che è stato, le paure sono sempre dietro l'angolo. Così, una strana epidemia non particolarmente pericolosa, ma assolutamente all'apparenza sconosciuta,
può creare qualche problema, anche perché in questo caso si tratta di alcune centinaia di ragazzini di scuole medie in 7 stati diversi, lontani tra loro magari migliaia di chilometri. Perché agli studenti di high school in Pennsylvania, Virginia, Ohio e Oregon contemporaneamente sono venute forme gravi di eruzioni cutanee su viso, braccia, gambe. Non è certo una minaccia alla salute pubblica questa, ma l'America è un paese razionale. Un fenomeno come questo non può non avere una spiegazione. I medici mandati dal Ministero in giro per le scuole americane hanno capito poco. Questa strana sorta di orticaria dovrebbe essere legata probabilmente a un nuovo virus. I pediatri parlano di una sorta di quinta malattia, una specie di affezione esantematica come il morbillo, la scarlattina, solo che di origine virale. Provoca leggera febbre e sintomi influenzali. Ma la cosa che lascia perplessi è che il virus sembra mai visto prima. Forse si diffonde con la tosse, forse con il respiro, con il contatto di mani sporche. I consigli delle autorità sanitarie, insomma, in tempi di caccia alle streghe dopo il carbonchio si sprecano. C'è però chi li ascolta meno. Ad esempio, gli studenti di una scuola di Filadelfia sorpresi a strofinarsi la pelle con la carta vetrata per provocare l'irritazione e far chiudere la scuola. Potenza dei misteri della medicina. Ancora notizie dall'Italia. Scuola, parte il tavolo di confronto tra il ministro Letizia Moratti e i sindacati degli insegnanti e del personale non docenti. Temi in discussione: riforma della scuola, organici e contratto. La delega sul provvedimento di riforma della scuola. La scuola è di tutti i cittadini e del Paese, non si può sottrarre la discussione presentando una richiesta di delega. La seconda questione, certezza delle risorse contrattuali. E noi riteniamo che senza risorse di sistema e risorse contrattuali non si possa fare nessuna riforma. Da una parte i sindacati, dall'altra il ministro Letizia Moratti, che ha rilanciato il dialogo con una serie di garanzie. Per la riuscita della riforma, che vuole modernizzare l'istruzione, vuole continuare a coinvolgere tutte le componenti della scuola. Al sindacato la Moratti offre tempi stretti per le trattative sul contratto e la consultazione e discussione di tutti i decreti della riforma prima dell'approvazione. Inoltre il sindacato viene invitato a partecipare al tavolo di confronto con le regioni. Sulla delega il ministro ha ribadito che resta l'unica via per tentare di far partire la riforma da quest'anno. Alla fine un giudizio positivo è venuto da CISL e UIL, più caute CGIL, SNALS e Gilda, che mantengono le loro posizioni in attesa del prossimo incontro. Intanto altri chiarimenti sono stati forniti sul piano di riorganizzazione delle cattedre. Al tavolo con i sindacati c'era anche il numero 1 dell'amministrazione scolastica, Pasquale Capo. Col prossimo anno, e quindi dal 1° settembre, andranno in pensione 13.000 docenti. Questo significa che nessun docente di ruolo perderà il posto e questo significa che non si avrà alcun calo o diminuzione di contratti di lavoro riferiti ai precari. Un appello perché ogni italiano si senta responsabile del patrimonio artistico e naturalistico della nazione. Lo ha rivolto il presidente del Fondo Italiano per l'Ambiente, Giulia Maria Crespi, al presidente della Repubblica Ciampi. Questa mattina al Quirinale il capo dello Stato ha ricevuto i componenti del Consiglio d'amministrazione del FAI. All'incontro era presente anche una delegazione dei Friends of FAI, fondazione americana no profit nata per sostenere le attività del fondo, da quasi 30 anni impegnato nella difesa e nella valorizzazione dei nostri beni culturali e ambientali. È il momento dello sport, calcio, la Coppa UEFA. Nel pomeriggio il Parma ha pareggiato 0-0 a Tel Aviv, mentre l'Inter a San Siro ha vinto contro la EK Atene. Ma questa partita purtroppo è stata funestata da un incidente che ha coinvolto un tifoso caduto dagli spalti e ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. Ancora un dramma durante una partita di calcio dopo il terzo gol dell'Inter contro i greci dell'AEK Atene nell'andata degli ottavi di finale di Coppa UEFA allo stadio di San Siro. Improvvisa la caduta di un tifoso, probabilmente nel momento dell'esultanza, dal secondo anello. Un volo pauroso, il panico degli altri spettatori, assiepati dietro la porta della squadra ospite, i primi soccorsi, le difficoltà nel muovere il corpo dello sfortunato ragazzo, il ricovero in ospedale. Lunghi minuti di angoscia, per di più in diretta televisiva, che fanno passare in secondo piano la vittoria dell'Inter, 3-1, conquistata per la cronaca grazie ai gol di Javier Zanetti, Callone e Ventola, dopo la rete iniziale del greco Zagorakis. Una gara difficile quella dei nerazzurri, che si sono sbloccati solo nella ripresa dopo gli impacci iniziali. Per il Parma, impegnato a Tel Aviv, tranquillo 0-0 contro l'Apoel in uno stadio, Bloomfield, presidiato da centinaia di agenti. Giovedì prossimo gli incontri di ritorno. Un aggiornamento sulla sciagura di Chiasso, l'incidente ferroviario di Chiasso. Secondo la prefettura
di Como. Il bilancio, vi avevo parlato di un bilancio provvisorio di questo incidente, il bilancio parla di un morto, cioè il macchinista del treno che ha provocato l'incidente, 3 feriti gravi che sono ricoverati negli ospedali della zona e altri 4 feriti non gravi che si trovavano vicino al punto in cui la motrice è finita contro la palazzina che comanda gli scambi. Questo è il bilancio provvisorio secondo la prefettura di Como. E andiamo avanti con le Olimpiadi invernali di Salt Lake City, dove c'è stato un caso di doping della prima volta che accade. Ha coinvolto un'atleta russa della staffetta femminile di fondo. Nelle gare hanno deluso gli italiani. Un caso di doping ferma la staffetta femminile russa di fondo proprio prima della partenza. Non era mai accaduto ai Giochi Olimpici invernali. Larissa Lazzutina è stata trovata con un alto livello di emoglobina, si legge in un comunicato del CIO. Dunque fermata alla partenza la squadra favoritissima per la conquista dell'oro. Praticamente come accade nel 99 a Pantani durante il Giro d'Italia. Nella staffetta 4x5 km di fondo femminile non è partita neanche la squadra ucraina, ma al momento non se ne conoscono le ragioni. Deludente la prestazione dell'Italia che come frazionista aveva anche Stefania Belmondo, solo 6 stelle azzurre. Delusione anche per Massimiliano Blardone nello slalom gigante maschile, dove l'Italia non vince una medaglia da 10 anni, l'ultimo fu Tomba ad Albertville. Secondo nella prima manche Blardone è finito 8º dopo la seconda frazione. L'oro è andato all'austriaco Eberharter. È giornalismo, premio dedicato al mondo dell'informazione. Quest'anno è stato assegnato ad un disegnatore satirico, a Francesco Tullio Altan. Un premio alla passione e al rigore professionale. Il Gotha del giornalismo italiano, riunito a Milano alla 7ª edizione della prestigiosa iniziativa firmata dall'industriale Giancarlo Aneri, ha indicato quest'anno Francesco Tullio Altan, tagliente matita di Repubblica, inventore dell'operaio filosofo Cipputi. Un signore che racconta con poesia, con genialità, la vita che ci sta attorno e anche col dovuto distacco. Un talento assoluto, vale 7-8 articoli di fondo. Abbiamo unito la qualità all'essere per bene politicamente. Un premio dato ad un uomo che per l'informazione è passato con olimpica distanza, con distacco da umanista alla Montaigne, si legge nella motivazione. Giuria composta da Enzo Biagi e Giorgio Bocca. È stata la prima volta senza Indro Montanelli, ricordato tra gli applausi da Gianni Riotta e Gian Antonio Stella, 2 tra i vincitori delle precedenti edizioni. Montanelli uno che manca a tutti, è stato detto, ad amici e avversari. Ad Altan, veneto di pochissime parole, i 30 milioni del premio e la soddisfazione di essere la prima matita in un consesso riservato tradizionalmente alle penne. È abbastanza speciale per la giuria che me lo ha dato. Questi 2 signori resistenti che mi fa molta simpatia. E concludiamo con la nostra consueta rubrica di storia. Stasera Gianni Bisia che ci parla della visita in Cina di Richard Nixon accolto a Pechino da Mao Zedong. Era il 21 febbraio 1972. 21 febbraio 1972. Il presidente Richard Nixon parte per un viaggio a Pechino. Al suo arrivo nella capitale cinese, Mao Zedong vuole immediatamente incontrarlo. È un incontro storico che cambierà la politica mondiale. Per una settimana, fino al 28 febbraio di quel 1972, Nixon avrà lunghi incontri al vertice con il primo ministro cinese Zhou Enlai. Le immagini televisive li presenteranno sorridenti mentre brindano alle reciproche fortune e mentre assistono a spettacoli e a manifestazioni sportive. Ma nelle 15 ore di colloqui riservati non si metteranno d'accordo quasi su nulla, che riguardi i grandi problemi che li dividono, come il Vietnam, la Corea e la Cina nazionalista che occupa l'isola di Formosa.
I brindisi e i sorrisi sottolineano quella che per ora è soltanto una speranza: aprire la Cina all'Occidente e consentire all'America di entrare nel più grande mercato del mondo. Tutto ciò si realizzerà negli anni futuri, proprio grazie a questo viaggio di Nixon, preparato in lunghi mesi di paziente lavoro diplomatico da Henry Kissinger. Visitando con la moglie la Grande Muraglia, Nixon pronuncerà una frase ad effetto: vogliamo abbattere il muro che divide l'America dalla Cina. Quando il 28 febbraio 1972 Nixon saluta Zhou Enlai sulla scaletta dell'aereo che lo riporterà in America, nuove grandi prospettive di pace si aprono al mondo. È l'1, 29 minuti e 2 secondi in questo istante. Si chiude qui questa edizione del TG1. Subito dopo la sigla la nostra rassegna stampa. Grazie dell'attenzione, buonanotte e ci vediamo domani. Buonasera dallo studio di Stampa Oggi. Dunque, la CGIL ha proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il 5 aprile prossimo e per il 23 marzo prossimo invece ha indetto una manifestazione generale a Roma. Il giudice di sorveglianza sospende la pena per Ovidio Bonpressi, che ha già lasciato il carcere di Don Bosco a Pisa. Il ministro della difesa Martino, in un'intervista al Daily Telegraph, non esclude l'ipotesi di accogliere nelle nostre forze armate anche delle unità di stranieri, esattamente come succede in Francia con la legione straniera o con i Gurkha in Gran Bretagna. E infine oggi Sharon ha parlato alla Nazione annunciando confini blindati e zone cuscinetto per rendere più sicuri i cittadini israeliani e i coloni. Questi sono alcuni tra i temi principali trattati sulle prime pagine dei quotidiani domani mattina. Io vi presento il nostro ospite. Buonasera Giancarlo Mazzucca. Buonasera a voi. Che è direttore editoriale del Giorno, Carlino e La Nazione, il gruppo Rifeser, e che da lunedì prossimo assumerà anche l'incarico di direttore del Carlino. Sì. Senta, ho visto che da alcuni mesi o alcune settimane il Giorno ha in allegato un altro quotidiano, François, ed è indubbiamente una cosa strana perché è un giornale in lingua francese che accompagna invece un giornale in lingua italiana e poi di target molto diverso da quello che accompagna. Come mai questa scelta? Ma la scelta è molto semplice. François fa parte del nostro gruppo editoriale. Abbiamo pensato che nel momento in cui parte l'euro, si parla tanto di Europa, credo che il discorso appunto culturale europeo sia molto importante. Con questa iniziativa Giorno più François noi abbiamo varato il primo quotidiano veramente europeo. Ma come mai avete scelto proprio la testata François? Perché è del nostro gruppo, quindi era chiaramente in allora, casa. Vediamo insieme la prima pagina del Giorno di domani, se vuole illustrarcela lei. Appunto anche noi apriamo con lo strappo CGIL, Cofferati sciopero generali da soli il 5 aprile. E abbiamo un fondo del professor Marco Biagi che dice appunto che in questo caso è una scelta dannosa per i lavoratori. Nomine Rai, nuovo stop, gelo tra Casini e Pera. Abbiamo poi un pezzo abbastanza interessante e curioso, ancora sull'euro, a proposito dell'euro ne abbiamo parlato prima, convertitori spariti, le poste sotto accusa. Sono i famosi convertitori promessi dal governo che in molti casi non sono arrivati e le poste sono sotto accusa. A proposito, lei l'ha ricevuto il convertitore? Io no, e lei? Neppure, quindi siamo i due sfortunati. Ecco, un altro argomento è una nostra intervista al procuratore generale di Palermo Piero Grasso, è abbastanza una cosa rara perché appunto Piero Grasso parla molto raramente, è un'intervista a 10 anni dall'uccisione di Falcone e questa intervista
giornalista è molto amara, perché Grasso dice: quest'Italia non crede alla legge. A 10 anni appunto dalla morte di Falcone, il procuratore generale di Palermo riflette su mafia e criminalità. Questo è il paese delle scommesse clandestine, fette della società vivono di intrallazzi. Per battere la mafia la repressione non basta, serve lo Stato sociale. Poi vedo in una fotografia anche, avete ovviamente l'intervista del Ministro della Difesa con la Martino. risposta di Bossi che dice: brigata albanese, no grazie. Certamente. Grazie, e adesso vediamo insieme le altre prime pagine, iniziando dal Corriere della Sera. Sfida di Cofferati, sciopero generale, la CGIL lancia da sola la mobilitazione per il 5 aprile. La Repubblica, Cofferati, sciopero generale, scontro sulla RAI, Casini scrive a Pera: ecco i miei nomi. La Stampa, Cofferati da solo allo sciopero, Fini, mossa politica, Cisle e Will, trattiamo ancora. Il Messaggero, CGIL, sciopero generale il 5 aprile, il presidente della Confindustria D'Amato, iniziativa irresponsabile, tratteremo solo con chi ci sta. Il Sole 24 Ore, ombra Enron su Wall Street, che tra l'altro oggi di nuovo è scesa pesantemente, sia il Dow Jones che il Nasdaq. E passiamo al Giornale. Il leader della CISL Pezzotta accusa Cofferati di non essere mai sceso in piazza ai tempi dell'Ulivo. E il governo parla della mobilitazione sull'articolo 18 come di un pretesto. Le accuse di Pezzotta a Cofferati: il leader della CISL attacca la CGIL per lo sciopero generale del 5 aprile, con l'Ulivo non è mai scesa in piazza, il governo, l'articolo 18, è solo un pretesto per una mobilitazione politica. Senta Mazzucca, però, pretesto o no, è innegabile che in determinati casi accadrà che con questa modifica dell'articolo 18, ripeto, in determinati casi potremo avere un lavoratore che svolge esattamente lo stesso lavoro di un altro con le stesse mansioni, uno licenziabile e l'altro no. E questa è un'anomalia. È un'anomalia, questa è un'anomalia, è vero, avremo lavoratori di serie A e di serie B, però abbiamo anche un'altra anomalia, secondo appunto la recente disposizione, l'ultima attuale disposizione, per cui abbiamo i lavoratori più tutelati d'Europa. Noi siamo i più tutelati d'Europa assieme all'Austria e al Portogallo, e abbiamo al tempo stesso molti lavoratori che non sono assolutamente tutelati, quindi c'è un gap fortissimo, occorre restringere questa forbice e quindi occorre anche più flessibilità del mercato del lavoro. Recentemente è uscita un'indagine dell'Assa Lombarda che dice: se appunto si supera questo strappo dell'articolo 18, ci saranno migliaia di posti di lavoro in più solo nell'area milanese. Bene, e l'annuncio dello sciopero generale viene naturalmente accolto con evidente soddisfazione dal quotidiano di Rifondazione Comunista Liberazione, e sopra un grosso pugno chiuso il titolo: sciopero generale, il direttivo della CGIL proclama all'unanimità la mobilitazione, astensione dal lavoro per 8 ore il 5 aprile e appuntamento per una grande manifestazione nazionale il 23 marzo a Roma. Cofferati: la proposta del governo è stata un atto arrogante con qualche furbizia, i sindacati di base e il movimento, in campo anche noi, primi scioperi spontanei nelle fabbriche a sostegno della decisione presa. Bertinotti, un'occasione per costruire la piattaforma dell'opposizione sociale. E sul manifesto una foto di Cofferati che ribadisce con questa decisione la necessità di rispettare l'impegno preso con migliaia di lavoratori. Primavera generale, appuntamento il 5 aprile, la CGIL non perde tempo e proclama lo sciopero generale contro la libertà di licenziare. 2 settimane prima, il 23 marzo a Roma, una manifestazione nazionale per la difesa dei diritti fondamentali del lavoro e di cittadinanza. Respinto il tentativo berlusconiano di imbrigliare la protesta sociale contro il liberismo dell'asse governo-Confindustria. Già ieri i primi scioperi spontanei. Cofferati: dobbiamo rispettare l'impegno preso con migliaia di lavoratori. CISL e Willy invece si preparano al dialogo. Di tenore naturalmente opposto il titolo della Padania, che attribuisce a Maroni un giudizio lapidario sul segretario della CGIL e definisce quello del 5 aprile prossimo uno sciopero contro i lavoratori. La CGIL scenderà in piazza il 5 aprile. Rosi Mauro: governo disponibile è strumentalizzazione. Maroni: Cofferati irragionevole, senza l'articolo 18 migliaia di assunzioni. E siamo al Gazzettino, troviamo in prima pagina anche un
accenno all'esautoramento di Brambilla da parte del ministro Maroni. Brambilla, ricordo, è il sottosegretario proprio del ministro Maroni. Tra i due c'era stata comunque una lunga serie di contrasti e l'accusa di una fuga di notizie su un documento relativo all'articolo 18. Cofferati chiama all'agitazione tutte le categorie, CISL e UIL sono disponibili al confronto. CGIL sciopero il 5 aprile, Confindustria irresponsabile. Maroni esautora il suo vice Brambilla. Le nostre forze armate potrebbero aprire presto le porte agli stranieri anche extracomunitari, lo afferma il ministro della Difesa Martino. Vediamo il titolo del Mattino di Napoli. Il ministro al Daily Telegraph cita la legione straniera e i Gurkha nepalesi, cittadinanza italiana dopo 3 anni di servizio. Martino, una brigata di albanesi nell'esercito che abbiamo visto la Lega non gradisce, sul suo giornale c'è appunto questo titolo. Le forze armate pronte ad accogliere gli extracomunitari per anticipare al 2004 la fine della leva. Nel suo atteso discorso alla nazione, il premier israeliano Sharon apre a una soluzione pacifica della crisi a lungo periodo, ma per l'immediato preannuncia una serie di provvedimenti atti a rinforzare la sicurezza dei cittadini israeliani. Il titolo del Secolo d'Italia: Sharon, la pace è una meta lontana, cuscinetti di sicurezza separeranno Israele dai territori. Vi segnalo una curiosa, per non dire altro, notizia sulla prima pagina di Libero. La cooperazione allo sviluppo finanzia la presenza della rappresentanza palestinese nel nostro paese con un assegno annuale di 500 milioni senza obbligo di rendiconto. Il titolo di Libero: l'Italia paga i conti di Arafat, lo prevede una legge del 1996 ma cambiata che stanzia altri 100 miliardi per lo sviluppo della Palestina. Gli stipendi dei funzionari dell'autorità nazionale palestinese e l'affitto della sede a Roma sono versati dal governo, oltre 500 milioni l'anno. Sono 23 le persone fortemente sospettate di essere in qualche modo fiancheggiatori dell'organizzazione di Al-Qaeda, quella che fa capo a Bin Laden, arrestate in pochi mesi nel nostro paese. Lo ha detto il ministro Scajola durante una audizione sui temi del G8 al Senato. Il titolo del Tempo: arrestato il capo della cellula terroristica, l'uomo preso fuori Roma, uno dei 4 marocchini avrebbe iniziato a collaborare. Scajola: in carcere ci sono 23 persone sospettate di essere esponenti di Al-Qaeda. Ecco, io le volevo chiedere se non le sembra un po' eccessiva la tensione che c'è sul pericolo islamico, perché francamente anche l'arresto di questi 4 marocchini è circondato da molti misteri, sì. Anche c'era proprio chi faceva rilevare tra l'altro che il quantitativo di cianuro, questi 4 kg di cianuro che sembrano una quantità enorme, avrebbero dovuto inquinare un impianto idrico che fornisce migliaia e migliaia di litri d'acqua al minuto. Meglio non mettere 4 kg comunque. Certamente, sempre. Però probabilmente per essere dei professionisti, qui non credo che siano stati gli uomini di Al-Qaeda, questi 4 professionisti in fondo forse avevano delle armi piuttosto rudimentali, mi sembra. Sì, forse questo che le dice è vero. Io sono stato il primo fautore, diciamo così, delle parole del cardinale di Bologna Biffi quando appunto 2 anni fa già denunciava il pericolo islamico, quindi secondo me Biffi aveva ragione a porre il problema in quei termini. Credo che a questo punto obiettivamente dopo il periodo di tensione che è seguito appunto l'11 settembre forse occorrerebbe un po' più di disgelo. Anche se occorre comunque tenere alta la guardia, su questo è innegabile. No, perché c'è evidentemente anche chi mette in relazione tutte queste notizie con questa riforma della legge sull'immigrazione che è molto restrittiva, quindi si presta effettivamente a qualche strumentalizzazione. Però d'altra parte abbiamo anche Martino che dice apriamo agli immigrati stranieri nell'esercito. Questo è anche vero. Bene, e arriviamo alle notizie, diciamo così, di casa nostra, girandola di buste sui tavoli di presidenti delle Camere chiamati a nominare il nuovo Consiglio d'amministrazione, anche oggi una fumata nera. Comunque l'ultima busta è quella che Casini ha inviato al collega Pera, nella quale sono inseriti i nomi che ha in testa.
Vediamo il titolo del secolo XIX, Rai, gelo tra Casini e Pera, Oscar si parlano solo per lettera. Berlusconi si tira fuori. Direttore, non le sembra che anche questa sia una anomalia tutta italiana, questa attenzione un po' maniacale alle vicende della Rai che fanno sì che da una settimana a questa parte praticamente i titoli principali dei quotidiani sono stati spesso e volentieri dedicati alle vicende. È ben vero, anche questo è in effetti un'anomalia italiana che però corrisponde a un fatto innegabile. Questa diciamo così, lotta che si è creata all'interno della maggioranza e che va avanti appunto da una settimana è il segno di più alta tensione da parte delle forze di maggioranza da maggio in poi, quindi evidentemente risponde a questa situazione e d'altra parte questa anomalia italiana è resa ancora più evidente dal problema del conflitto di interesse che riguarda il Presidente del Consiglio. Quindi ci sono tanti problemi che si innescono. È chiaro che comunque il discorso che si fa ogni volta di arrivare a scelte professionali, scelte tecniche, poi si scontra con la fame dei vari partiti che vogliono i loro tecnici, vogliono i loro manager e così si continua a lottare come ai tempi della Prima Repubblica. E siamo al Giornale di Sicilia, oggi la decisione del giudice di sorveglianza di sospendere la pena a Bonpressi per gravi motivi di salute. Bonpressi, ricordo, era stato condannato a 22 anni di carcere per l'omicidio del commissario Calabresi, insieme con Sofri, che è attualmente detenuto a Pisa, e Pietro Stefani, che invece è tuttora latitante. Pisa è gravemente ammalato, pena sospesa per Bonpressi, sul Giornale di Sicilia. E l'Unità invece ospita un appello di 9 sindaci di altrettante città italiane, tra le quali Roma, Torino, Genova, Firenze e Venezia, affinché il Capo dello Stato conceda la grazia a Adriano Sofri. Il titolo dell'Unità: i sindaci dicono date la grazia a Sofri, e c'è il testo integrale dell'appello. Chiudiamo con i quotidiani, con Tutto Sport, perché oggi a San Siro questa sera si è disputata una partita che ha avuto purtroppo un risvolto veramente grave. Inter, trionfo e dramma, stende l'AEK alla squadra greca 3-1, ma San Siro vive momenti di angoscia per un tifoso caduto dal secondo anello, e abbiamo visto oltretutto anche il fatto per televisione. Domani in edicola anche diversi settimanali, i principali news magazine. Cominciamo da Panorama, il raccomandario, manuale per raccomandare e essere raccomandati, guida ai centri italiani che contano, nomi, numeri di telefono, indirizzi email, politici, grand commis, prelati, magistrati, industriali, sindacalisti e i loro più stretti collaboratori. E poi l'Espresso, la sai l'ultima, 100 barzellette su Berlusconi e quelle che racconta lui. In edicola anche allegato al quotidiano La Repubblica, il magazine Il Venerdì, c'eravamo tanto amati, morettiani, anti-Moretti, manipulitisti, no global, tra conveni, raduni e cortelli, intellettuali di sinistra tornano in campo, infedeli alla linea. E chiudiamo con Il Mondo, che oggi, anzi domani, si vende con il Corriere della Sera. Borsa, 8 piccoli grandi azioni, i titoli sicuri del segmento star che fanno guadagnare anche con la crisi. Ecco, vorrei farle ancora una domanda, siamo in chiusura. Mazzuca, riguarda la mancata celebrazione di questo evento che ormai fa parte della storia d'Italia, il Salone di Torino, che non appunto avrà la sua 69esima edizione, e questo fa poi ne deriva da questo un certo senso un po' un paradosso, che la capitale dell'automobile non è più Torino, ma diventa improvvisamente la sua città, Bologna, che è l'unica a ospitare una manifestazione importante, ed è il Motor Show. Mi dispiace per Torino, che è stata la capitale dell'auto da 102 anni, dal 1899, da quando è stata fondata la Fiat. E paradossalmente, però, fino a un certo punto, paradossalmente, Bologna e l'Emilia diventa capitale dell'auto grazie al Motor Show. Però resta il fatto che comunque Bologna e l'Emilia è sempre stata la parte dell'auto, dalla Ferrari alla Lamborghini alla Maserati, per non parlare delle motociclette che sono in Romagna. E quindi io credo che comunque è anche un segno di importanza per l'Emilia Romagna. Resta il fatto che non capisco come si sia arrivati a questa rottura
per il Salone dell'Auto, bastava veramente cambiare la formula del Salone dell'Auto, farlo un mercato dell'auto, aprendola ai clienti, ai concessionari, magari con un periodo di sconti particolari. E le grandi case ne avrebbero avuto un ritorno. Ma io credo che si poteva cambiare formula, non ho capito per quale motivo si è arrivati a questo punto. Bene, grazie Giancarlo Mazzuca per essere stato ospite qui a Stampa Oggi. Io Buonasera. Ringrazio anche i telespettatori e auguro a tutti la buonanotte. A tutti buonasera, come vi ho detto ieri e torno a ripetervelo perché è importante, le Alpi si oppongono come una barriera al flusso diretto atlantico da nord-ovest, ecco perché le perturbazioni si addossano al sistema alpino e portano gli annuvolamenti sui versanti esteri, così anche le nevicate, ma da questa parte non passano i fenomeni e semmai il vento scende in caduta verso la pianura della parte occidentale del nord e dunque si realizza quel vento fen che poi è sempre causa anche di qualche noia al nostro organismo. Allora l'atmosfera sceglie una via dinamica alternativa, imbocca la valle del Rodano, la percorre con grande forza e poi sbocca dal Golfo del Leone e ecco che poi si invortica e accompagna l'evoluzione della perturbazione che si fa sentire soprattutto al centro e poi al sud. Le piogge anche intense, faccio il caso della Toscana, da ieri sera a questo momento anche 40 mm d'acqua. Vediamo le temperature, ecco il confronto con ieri, sono stati aumenti, ma è naturale perché adesso il vento stamattina il vento era da meridionale, previste le diminuzioni anche intense ora. Vediamo le massime, Bologna 8 gradi meno di ieri, ecco tutte le diminuzioni di rilievo previste a sud del Po e gli aumenti semmai anche per i venti di caduta sulle regioni più a nord. Ecco le previsioni con questi quadri, le precipitazioni sulle regioni ormai meridionali, le quote delle nevicate 1000-1200 metri, qualche nevicata residua anche sull'Appennino marchigiano a basse quote, come a basse quote queste sui rilievi sud-orientali della Sardegna, ma poi il tempo tende a aprirsi a colpi di vento, vento di grecale molto forte o qui sulle isole Maestrale. Vediamo adesso il mare, molto mosso, ma io vi sottolineo là dove è previsto agitato, mare di Sardegna e poi canali di Sicilia, parte nord della Sicilia mareggiate, ecco il simbolo M, e poi ancora agitato qui sul Medio Adriatico. Vediamo la giornata di sabato, addensamenti sul Lazio, coste campane, parte del Tirreno, con l'intervento poi di venti forti da ovest. Vediamo infine la domenica con le linee di tendenza, addensamenti sulle creste alpine e addensamenti in fuga sullo Ionio. Per il resto una giornata anche ventosa al sud, vedete, e qui al centro-nord anche discreta o buona. Grazie per l'attenzione e a domani. Con la partecipazione di Pasta di Vella.